Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie. Si sposta sul cellulare di Angelo Onorato la ricerca della verità sulla sua morte. Si procede per omicidio, ma il suicidio rimane più probabile. Nessun contrasto con gli investigatori, fa sapere la famiglia. Messina, dall'autopsia sul corpo del 19enne trovato cadavere in strada sabato sera, prime conferme all'ipotesi di morte accidentale, un colpo di pistola partito per errore. Agrigento a secco, autobotti più capaci, stop all'acqua potabile per annaffiare piante e giardini, ma dopo un mese e mezzo di crisi idrica non c'è ancora un piano strutturale. Emergenza pronto soccorso in provincia di Catania, mancano i medici per fronteggiare le urgenze, si punta a mobilitare i camici bianchi dai reparti degli ospedali. I panni sporchi si lavano in pubblico, a Catania flash mob e corteo in centro contro la violenza di genere. Librino a due facce, le spine verdi, i sentieri che collegano i viali, costati 24 milioni, non sono tutti illuminati e le piste ciclabili sono attraversate da motorini e auto. Al via alle ciminiere di Catania Etna Comics, la grande fiera del fumetto. Quest'anno si punta sui maggiori autori siciliani a partire da Pirandello. Calcio, primo giorno al Catania del DS Daniele Faggiano, qui per costruire. Per il nuovo allenatore potrebbe essere questione di ore, Mimmo Toscano resta in cima ai desideri del club. Trovati nuove indagini sulle cause della morte ancora non chiare dell'imprenditore palermitano Angelo Onorato. Oggi è il giorno delle analisi tecniche sul telefonino. Intanto la famiglia tiene a far sapere che non c'è nessun contrasto con gli investigatori. Manlio Viola. Si arricchisce di mistero invece di districarsi la matassa intorno alla morte dell'imprenditore Angelo Onorato. Oggi è il giorno dei rilievi tecnico-scientifici sul telefonino della vittima, rilievi che verranno eseguiti nel laboratorio centrale della Polizia Scientifica a Roma. Sembra infatti che dal cellulare siano state cancellate alcune cose, alcuni file. La famiglia sta collaborando alle indagini in maniera propositiva e ha fornito agli agenti della squadra mobile i dati per accedere al dispositivo. Intanto sono stati eseguiti anche i rilievi sulle impronte trovate sull'auto e sui vestiti dell'imprenditore. Per averne l'esito bisognerà attendere qualche giorno. Per la famiglia l'omicidio resta la pista principale da battere, ma gli inquirenti non credono al delitto e sono sempre più convinti che l'uomo si sia tolto volontariamente la vita. Secondo la moglie, l'europarlamentare DC Francesca Donato, appare però inspiegabile il cambiamento repentino dell'uomo avvenuto fra la festa al circolo del tennis la sera prima, durante la quale Angelo Onorato si è mostrato allegro e pieno di vita, e quanto accaduto poche ore dopo, la mattina di sabato, quando si sarebbe tolto la vita. È qui che si fa strada l'ipotesi dell'istigazione al suicidio. Dall'analisi del cellulare gli inquirenti attendono nuove risposte alle tante domande, fra cui proprio chi ha cancellato quei file dal telefono, se insomma sia stata la stessa vittima o se ci sia stato un intervento esterno. Intanto la famiglia, per bocca dell'avvocato Vincenzo Lorre, torna a chiedere di limitare i voti pindarici e smentisce che esista una spaccatura, uno scontro fra la famiglia, appunto, e gli inquirenti. Messina, dall'autopsia eseguita sul 19enne morto sabato sera in città, in strada, arrivano le prime conferme sull'ipotesi della morte accidentale, un colpo di pistola partito per errore. Francesco Triolo. I primi dati arrivati dall'autopsia confermerebbero come la traiettoria compiuta dal proiettile che ha ucciso il 19enne Michele Lanfranchi sabato sera a Messina sarebbe arrivato dal basso verso l'alto. Un fatto questo che confermerebbe la tragica fatalità per la morte del giovane. L'esame sul corpo si è concluso ieri sera dopo le 22 all'ospedale Papardo, quindi l'ipotesi di una disgrazia, così come catalogata sin dall'inizio, la morte del giovane diventa quella più probabile. Le persone che si trovavano con lui infatti avevano dichiarato ai poliziotti che stesse maneggiando
danneggiando incautamente una pistola 7,65 con matricola Brasa comprata qualche giorno prima e si è autoesploso un colpo all'altezza del collo. Ovviamente le indagini ancora proseguono perché non si ha alcuna chiara certezza definitiva, ma a quanto pare sarebbe questa la prima impressione. Nell'inchiesta c'è un indagato, il proprietario dell'abitazione di Via Rizzo dove è accaduto tutto sabato scorso, ed è il 40enne Giovanni Lagana, amico della vittima. Il 40enne è stato iscritto nel registro degli indagati anche come atto dovuto a sua tutela con l'ipotesi di omicidio, ma nei suoi confronti la sostituto Todaro non ha richiesto allo Stato alcuna misura restrittiva. Il magistrato ha richiesto anche un esame balistico e tossicologico per comprendere tempi, modalità e cause del decesso, la traiettoria seguita dal proiettile, la verifica di tracce di materiale biologico e anche segni di colluttazione con terzi. Chiederà una perizia psichiatrica alla difesa di Daniele Alba, il meccanico 35enne di Cianciana, che lo scorso 23 maggio ha accoltellato al culmine di una lite moglie e figli. Gli avvocati vogliono che si accerti la capacità di intendere e volere dell'uomo. Emergenza idrica ad Agrigento. Fra le soluzioni individuate dal prefetto, nuove autobotti e controlli antispreco. Mancano ancora le risposte strutturali. Davide Sardo. Nuove autobotti e controlli antispreco da parte delle forze dell'ordine. Dopo proteste, incontri e sit-in, l'emergenza è approdata anche sul tavolo della prefettura, in occasione di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Filippo Romano, che cerca di trovare soluzioni alla crisi idrica sempre più critica. Alle forze di polizia e ai sindaci è stato raccomandato di vigilare sugli sprechi dei furbetti che continuano a utilizzare l'acqua potabile per irrigare giardini e innaffiare piante. Ad Agrigento si rimodula la turnazione per i residenti nel centro storico. Assieme ad AICA si stanno reperendo tante fonti, tanti pozzi nel territorio della provincia di Agrigento. Nell'immediato sto vedendo se dalle scarse fonti di approvvigionamento si può aprire o aumentare il flusso attuale in modo tale che si possa arrivare a una turnazione compatibile con la vita normale ma anche con l'attività. Sindaco, arriva l'estate, sinceramente è preoccupato? Sì, sono molto preoccupato per la mia città, prima per i miei concittadini e poi anche per i turisti, ma principalmente per i miei concittadini. Il comune di Agrigento si doterà di autobotti con tubatura di almeno 70 metri per rifornire anche le abitazioni meno accessibili. Anche il carcere Pasquale De Lorenzo sarà rifornito con autobotti, ma l'acqua l'Enel si è detta disponibile a non usare la diga Castello per la produzione di energia elettrica almeno per tutto il periodo dell'emergenza, a tutto vantaggio del comprensorio agricolo tra Bivona, Cianciana e Ribera. Se la convenzione non sarà firmata a breve, interverrà il prefetto con poteri sostitutivi. Nella provincia di Catania mancano i medici nei pronto soccorso. È scaduto il contratto con le cooperative da cui proviene il personale. Per ovviare, alcuni reparti degli ospedali destineranno all'emergenza parte del lavoro dei medici. Simona Mazzone. La sanità siciliana è messa ancora una volta a dura prova. In provincia di Catania emerge la difficoltà di reperire personale medico perché i contratti con le cooperative che forniscono il pronto soccorso sono scaduti. Fatto questo che ha costretto l'azienda sanitaria provinciale di Catania a sollecitare con una circolare i direttori degli ospedali e TNEI, chiedendo per quei reparti dove già l'organico non è a pieno regime di sospendere l'ordinario per destinarlo al pronto soccorso. Per quanto riguarda la criticità legata al vuoto che si è creato nei pronti soccorsi, noi abbiamo già reclutato 12 medici di pronto soccorso con contratto libero professionale. Abbiamo fatto un incontro con il direttore del Dipartimento regionale e i commissari delle ASP di Catania, incontro nel quale abbiamo ottenuto che ci diano circa 1200 ore mensili di attività dei medici di pronto soccorso delle altre aziende ospedaliere. La legge, fanno sapere dall'ASP, non consente di rinnovare il servizio con la ditta esterna per un anno ancora, per cui quantificando le ore dei medici con quelle aggiuntive si potrà garantire lo straordinario nei reparti. Abbiamo chiesto e certamente otterremo un aumento del budget per le prestazioni aggiuntive, col quale aumento contiamo di ottenere altre 1000 ore mensili circa di attività nei pronti soccorsi da parte dei nostri medici delle branche mediche e chirurgiche,
che accetteranno di fare una prestazione aggiuntiva al pronto soccorso. L'ASPA assicura che non ci sarà alcun disagio per i cittadini. Intanto l'azienda sanitaria ha pubblicato un avviso straordinario che scade il prossimo 16 giugno per reperire medici specializzati e specializzandi di pronto soccorso. A Siracusa, al congresso regionale della SIMIT, la Società di Malattie Infettive e Tropicali. Prevenzione e cura delle patologie epidemiche, oltre il Covid, al centro dell'incontro degli specialisti. Francesco Aloi. A Palazzo Vermexio si fa il punto sulle malattie infettive. Qui per 2 giorni c'è il congresso regionale della SIMIT. Si parla di cure ma anche di prevenzione. Soprattutto per le malattie sessualmente trasmissibili noi facciamo la PrEP e con la PrEP controlliamo anche i partner dei malati appunto sieropositivi sulle malattie, sulla sifilide, sulla gonorrea. Naturalmente non poteva mancare una parte dedicata al Covid, un virus che ha tenuto tutti col fiato sospeso e che oggi non fa più paura. L'incontro però diventa un'occasione per tracciare un bilancio. Ora non fa più paura grazie alle vaccinazioni, grazie al fatto che il virus di fatto è anche mutato ed è diventato un po' più buono rispetto a prima. Però purtroppo continua a colpire. Fino a poco fa ho ricevuto delle telefonate di alcune persone, la mamma di 90, il papà di 93 anni, di signora hanno preso in famiglia tutti il Covid. Ma ci sono anche altri virus che nell'ultimo periodo stanno facendo parlare di sé. Dengue e West Nile ne sono un esempio. Preoccuparci no, ma massima attenzione sì. Diciamo che c'è questa sorta di global warming, aumentano le temperature, quindi c'è la possibilità che zanzare capaci di trasmettere questi virus possano diventare sempre più presenti nelle nostre aree geografiche. Attenzione però, perché malattie infettive non significa solo questo. Malattie infettive significa AIDS, HIV e malattie sessualmente trasmissibili, poi tutte quelle che lei ha elencato, Covid, le polmoniti, shock settico. E poi c'è anche l'intelligenza artificiale che potrebbe dare una grande mano d'aiuto agli infettivologi. A Messina consegnati i lavori per la prosecuzione del porto di Tremestieri a sud. Opera strategica che consentirà di convogliare tutto il traghettamento e liberare la rada San Francesco. Francesco Triolo. Dopo 2 anni di stop le ruspe sono pronte a ripartire, altri 2 anni di lavoro più il collaudo e il porto di Tremestieri dovrebbe essere concluso. Si tratta di un'opera strategica per Messina perché consentirà di liberare la rada San Francesco con il trasferimento qui a sud di tutto il traghettamento verso la Calabria. I lavori sono stati fermi per 2 anni dopo il fallimento della ditta che aveva vinto l'appalto. Adesso la consegna alla Bruno Teodoro di Capodorlando che ha rilevato i lavori e dovrà proseguire l'opera di un appalto passato da 72 a 114 milioni di euro complessivi, determinante l'intervento economico del Ministero dei Trasporti, della Regione Siciliana e dell'Autorità di Sistema Portuale. Un'opera strategica pensata tanti, forse troppi anni fa, per cercare di togliere il problema in maniera definitiva del traffico del gommato nelle arterie principali, un'opera che purtroppo, come tutte le grandi opere, ha subito una serie di ritardi legati anche alla gestione finanziaria delle aziende che si sono susseguite. Oggi è un giorno importante perché riprendiamo finalmente i lavori rispetto a un cronoprogramma che devo dire è stato mantenuto con tutte le lungaggini amministrative e burocratiche che spesso non dipendono solo dal Comune. Il Ministero, la Regione, l'Autorità di Sistema, il Comune di Messina siamo riusciti a dirimere una questione importantissima per un'opera strategica assolutamente prioritaria per la città di Messina. Bagheria, dopo il crack della Green Energy Systems, gli amministratori avrebbero svuotato le casse aprendo una seconda società per proseguire l'attività con le stesse sedi e gli stessi beni aziendali. 4 persone sono indagate con l'accusa di bancarotta fraudolenta e riciclaggio. I panni sporchi si lavano in pubblico. A Catania flash mob e corteo contro la violenza di genere. Luca Ciliberti.
Un'altra manifestazione, l'ennesima, per dire basta alla violenza sulle donne, ma la mobilitazione e la sensibilizzazione sembra non essere mai abbastanza. Stamattina a Piazza Stesicolo il flash mob "I panni sporchi si lavano in pubblico", un titolo che vuole sottolineare che le violenze non vanno più nascoste tra i muri domestici, ma vanno denunciate con forza, coinvolgendo tutta la comunità. Questa giornata è importante perché si devono sensibilizzare tutti, uomini soprattutto, per tutti gli eventi che stanno accadendo e perché giustamente non devono più accadere. Un momento di incontro, confronto, sensibilizzazione sulle dinamiche della violenza di genere a 360 gradi e sulle possibili strategie per contrastarla efficacemente. L'obiettivo è quello di far conoscere l'attività del centro famiglie, ampliare la rete di contatti e promuovere una cultura di solidarietà e sostegno nei confronti delle vittime di violenza domestica. La violenza quindi è analizzata dal punto di vista di chi la subisce, ma anche di chi la perpetra. I partecipanti successivamente si sono spostati in corteo alla Villa Bellini, teatro di uno stupro ai danni di una tredicenne avvenuto nel pomeriggio dello scorso 30 gennaio, un luogo diventato simbolo di lotta alla violenza. Siamo a Catania e percorriamo le Spine Verdi, i sentieri che collegano i viali di Librino con la città, non tutti illuminati, con le piste ciclabili attraversate da motorini e auto. La denuncia dei residenti: non ci sono controlli. Giusy Lazzara. Noi vediamo qui anche una bellissima pista ciclabile. Nelle piste ciclabili non ci sono biciclette, ma ci sono motorini, ci sono auto. Noi siamo città, apparteniamo alla città di Catania, però non c'è un luogo dove ci sono i vigili urbani, e neanche nei giorni dove c'è più frequenza, ad esempio nel Wave Park, dove ci sono più ragazzi. Non è mai venuto un vigile urbano a Librino. Nessuna bici a Librino, il mega quartiere di Catania con 70.000 abitanti. A collegare i grandi viali ci sono però 14 chilometri di sentieri, le Spine Verdi, percorribili in teoria a piedi o in bici, ultimati dopo 40 anni di lavoro, costo 24 milioni di euro. Percorsi che restano nell'abbandono con erbacce e spazzatura e non tutti ancora illuminati. E i ragazzi possono giocare solo quando c'è il sole, poi al buio non possono giocare più. Le Spine Verdi servivano proprio per far vivere il quartiere ai residenti che potevano muoversi a piedi. Voi però non vi arrendete, proponete dei trekking urbani addirittura. Sì, per far ritornare le persone a camminare e a far capire che comunque il quartiere, anche se è in questo stato, può essere fruito, anzi se partecipano a queste iniziative magari possiamo spingere di più le amministrazioni o chi di competenza a mantenere meglio le strutture che abbiamo. Librino racconta la difficoltà dei quartieri definiti periferie, ma non lontani dalle criticità del centro città. A Palermo si è concluso il progetto Panormus con gli studenti che hanno fatto da ciceroni nei principali siti culturali della città. Marco Gullà. Un progetto che va avanti da anni e che lega sempre di più i giovani studenti alla città di Palermo. Parliamo di Panormus, che prima prendeva il nome di Palermo apre le porte. Gli studenti di 79 istituzioni scolastiche in queste settimane hanno accompagnato i visitatori alla scoperta dei 43 siti della città connessi al culto di Santa Rosalia. Chiese, vicoli, musei, oratori e ancora santuari, quadri, murales ed edicole votive. È un progetto antico che tende a legare la scuola alla città, a rappresentarne i luoghi, a educare i ragazzi e gli scolari al senso civico attraverso la conoscenza e la protezione della città. Quest'anno un dato in più, una dedica a Santa Rosalia, e la manifestazione finale è dedicata proprio a invocare la protezione e la benedizione della Santa. Oggi la conclusione del progetto nella scalinata monumentale del Teatro Massimo. Panormus ormai è un appuntamento davvero costante e partecipato, che siamo giunti alla 28esima edizione, quest'anno è la 28esima edizione e Panormus di fatto coinvolge tutta la nostra comunità scolastica, perché i nostri ragazzi adottano questi siti, li fanno propri, li reinterpretano, li animano in un'ottica chiaramente di presa in carico del bene comune, del bene culturale. Quest'anno abbiamo previsto
previsto anche l'adozione di quartieri, abbiamo previsto che Panormus prevedesse interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. E i risultati non possono che essere positivi con i giovani studenti che si legano ai monumenti e ai siti culturali della città, un legame che si spera possa poi alimentarsi negli anni successivi. A Catania al via la 12ª edizione di Etna Comics, il Festival internazionale del fumetto in programma da oggi a domenica alle Ciminiere. Quest'anno si punta sui grandi autori siciliani, compreso Pirandello. In diretta Eva Spappinato. Sì, Michele, buongiorno, lo hai detto tu, oggi incomincia Etna Comics, siamo alla 12ª edizione, l'obiettivo è quello di superare le 90.000 presenze dello scorso anno, il colpo d'occhio è come sempre impressionante e soprattutto colorato, perché ci sono tantissimi giovani e soprattutto tantissimi cosplayer, cioè ragazzi vestiti come i protagonisti dei fumetti e dei cartoni animati. Il Festival internazionale del fumetto e della cultura pop ogni anno porta a Catania centinaia di artisti. Quest'anno il manifesto del cartellone di Etna Comics Luigi Pirandello, ritratto dalla matita di Zero Calcare, che è vostro ospite proprio oggi qui. Antonio Mannino, direttore di Etna Comics. Sì, e oggi tra qualche minuto presenteremo insieme a Zero Calcare ed Esther Cardella, autrice della variant cover del manifesto, proprio questo affiche che abbiamo dedicato a Luigi Pirandello. Comincia con questa edizione un lungo excursus che ci porteremo per anni di dedicare manifesti ai grandi autori siciliani, e tutti che hanno un messaggio hanno lasciato. Abbiamo iniziato con Luigi Pirandello perché diciamo che oltre a essere il nostro premio Nobel è anche il precursore del concetto di maschera, di supereroe. Lui li ha forse inventati i supereroi. Tutti noi, mettendoci quelle nostre maschere, appariamo delle persone diverse, siamo tutti uno, nessuno e 100.000, quindi è anche un modo Etna Comics di poter fare cultura. Nel frattempo abbiamo visto arrivare i primi ospiti, anche Rocco Siffredi. Cultura pop è anche parlare di cinema, l'abbiamo fatto con Rocco Siffredi e Francesca Mazzoleni, abbiamo parlato della serie Super Sex ispirata proprio alla vita di Rocco Siffredi, che ha lanciato un messaggio bellissimo. Poco fa in conferenza ha parlato dell'importanza della famiglia e del sentirsi realizzati quando si trova una compagna, un compagno e si mettono al mondo dei figli. È stato molto toccante, devo dire. Etna Comics proseguirà fino al 9 giugno, quindi ancora è solo l'inizio, saranno giornate intense. Qualche anticipazione rispetto agli altri giorni? È un programma fittissimo, sono 96 ore di appuntamenti, per ogni ora ci sono 50 cose da fare, quindi fatevi due calcoli. Forse questo è il vero numero che ci interessa, perché abbiamo creato un programma che è sempre interessante, accontenta veramente tutti. Fino a domenica sera ci sarà da divertirsi. Nel frattempo vedete alle nostre spalle sfilare tantissimi ragazzi e tantissimi cosplayer. Grazie Antonio Mannino, allora buon proseguimento. Grazie a voi e a presto. Ti restituisco la linea. Grazie, grande folla veramente, gran divertimento a Etna Comics. Noi facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, la prima giornata in rosso-azzurro del DS Faggiano. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il direttore sportivo del Catania, Daniele Faggiano, è stato presentato oggi allo Stadio Massimino. Ha parlato di movimenti oculati sul mercato e di un allenatore che debba avere il giusto mix per guidare i rossazzurri. Marco Carli. Gli obiettivi sono positivi, devono essere. La voglia tanta, la voglia di lavorare, di poter confrontarmi con una piazza importante del panorama nazionale calcistico, e la voglia anche di lavorare con una società importante come la società di Pelligra, rappresentata da Bresciano, da Grella, che mi hanno chiamato a lavorare per loro, però la cosa principale è l'entusiasmo della città.
Le prime parole di Daniele Faggiano ai nostri microfoni e in conferenza stampa come direttore sportivo rossazzurro. Per lui un contratto fino al 2026 con opzione per l'anno successivo e, come abbiamo sentito, tanta voglia di rimettersi in gioco. Confermato il ritiro di Assisi, per metà luglio il Catania vorrebbe avere pronta, a sue parole, il 60-70% della rosa. Confermata anche la sede degli allenamenti stagionali fra Massimino e Cibalino. Sulla rosa attuale del Catania si lavorerà col nuovo allenatore. Non è un lavoro semplice, più che altro pure che abbiamo a che fare con degli uomini, che siamo tutti così, ed è un lavoro, però quello che faremo lo faremo per il bene del Catania. E a proposito del nuovo allenatore, la comunicazione attesa a breve: Toscano è sempre in pole. Ci sono anche degli altri, però Toscano è una persona che io stimo come uomo e come allenatore, per cui vedremo il da farsi. È normale che dobbiamo guardare, voi guardate solo un aspetto, noi ne guardiamo diversi. Bene, vedremo, noi ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.